Eder. Mech. Pallister. Omicidio Liliana Resinovic. La procura riparte dagli alibi e dall'analisi del DNA dell'assassino. A 3 anni dalla morte di Liliana Resinovic, la procura di Trieste riprende le indagini con un nuovo focus. Oltre alla ricerca del DNA dell'assassino, si stanno verificando gli alibi dei possibili sospettati. Le nuove analisi medico-legali hanno stabilito che la 63enne è morta per soffocamento, uccisa la mattina del 14 dicembre 2021, poche ore dopo aver fatto colazione, secondo la perizia redatta dagli esperti Cristina Cattaneo, Stefano Vanin, Stefano Tambuzzi e Biagio Eugenio Leone. La morte sarebbe avvenuta in un arco temporale ristretto, tra l'inizio della giornata e circa 4 ore dopo la colazione. Questo elemento è cruciale per restringere il cerchio delle indagini e verificare chi, tra le persone vicine alla vittima, potesse trovarsi con lei in quella fascia oraria. La svolta nelle indagini, la ricerca del DNA dell'assassino. Dopo anni di incertezze e ipotesi contrastanti, il nuovo obiettivo della procura è identificare il responsabile attraverso l'analisi del DNA. Per questo motivo, sono stati individuati 15 reperti piliferi, tra capelli e formazioni pilifere di diversa natura, che potrebbero appartenere all'assassino. Questi campioni sono stati rinvenuti in 3 diversi punti. 7 capelli sugli indumenti della vittima, 4 peli all'interno dei sacchetti di plastica che avvolgevano la testa di Liliana. 4 campioni prelevati dalle parti intime della donna. I consulenti della procura ritengono che proprio questi elementi possano fornire una chiave decisiva per individuare il colpevole. La speranza è che tra questi vi sia un DNA estraneo alla vittima, appartenente a una persona nota agli inquirenti. Oltre a questi campioni, la procura ha disposto nuove analisi genetiche su altri reperti già esaminati, tra cui il cordino utilizzato per stringere i sacchetti di plastica e altri materiali presenti sulla scena del crimine. L'obiettivo è verificare la presenza di tracce biologiche di terzi, che potrebbero indirizzare definitivamente le indagini verso il colpevole. La dinamica del delitto, l'ipotesi della manovra chokehold. La perizia medico-legale ha chiarito anche la dinamica dell'omicidio. Liliana sarebbe stata sorpresa alle spalle e soffocata con la manovra nota come chokehold, una tecnica di strangolamento che avvolge il collo e che può non lasciare segni evidenti. Secondo gli esperti, la 63enne avrebbe tentato di divincolarsi, come dimostrano le lesioni e i graffi trovati sul suo corpo. L'aggressore, però, l'avrebbe immobilizzata con una presa alla gola, impedendole di respirare fino a causarne il decesso. Si tratta di una ricostruzione compatibile con una dinamica di colluttazione. La vittima potrebbe essere stata aggredita con una presa soffocante da tergo, potrebbe essere stata coperta con un sacchetto o un altro oggetto morbido. I segni trovati sul corpo indicano una possibile resistenza, ma senza ferite profonde. Un altro elemento che smentisce l'ipotesi di suicidio è la compostezza degli abiti. Secondo i periti, il fatto che gli indumenti non fossero in disordine non esclude una violenta aggressione, che potrebbe essere avvenuta con strattonamenti e colpi non particolarmente traumatici, ma comunque letali. Le accuse e i sospetti, Visintin e Sterpin nel mirino. Da tempo le indagini ruotano attorno a 2 figure principali: il marito di Liliana, Sebastiano Visintin, e Claudio Sterpin, l'amico speciale con cui la donna sembrava aver avviato una relazione. Visintin ha sempre sostenuto la tesi del suicidio, ma le nuove analisi la smentiscono categoricamente. Intervistato durante la trasmissione Quarto Grado, ha espresso il suo sconcerto per la perizia. "Io non capisco più niente, ho massima fiducia nella procura, basta sospetti su di me, cercate l'assassino di Lilly". L'avvocato di Visintin, Paolo Bevilacqua, ha minimizzato l'importanza dell'eventuale presenza di suoi capelli sul corpo della vittima. "Mi pare normale che un capello possa finire sugli indumenti di sua moglie. Ma se il DNA venisse trovato sui sacchetti di plastica utilizzati per soffocare Liliana, in quel caso, la sua posizione diventerebbe decisamente più complicata". Anche Claudio Sterpin è coinvolto nel dibattito. L'uomo ha sempre sostenuto l'ipotesi dell'omicidio e ha puntato il dito contro il marito di Liliana. In un'intervista a fanpage.it, ha dichiarato: "Liliana non poteva suicidarsi.
Avevamo un futuro insieme, lo avevo detto anche in quest'ora. La sua morte ha sconvolto la mia vita. Sterpin è stato visto nel boschetto prima del ritrovamento del cadavere, un dettaglio che ha sollevato interrogativi. Inoltre, durante le indagini, è emersa la sparizione di codici segreti che Liliana custodiva dietro un quadro nella sua abitazione. Il loro contenuto e la loro eventuale connessione con il delitto rimangono ancora un mistero. Il mistero della conservazione del corpo. Un'altra anomalia che ha a lungo alimentato dubbi riguarda lo stato di conservazione del cadavere. Quando il corpo di Liliana è stato ritrovato nel boschetto vicino all'ex OPP, non mostrava segni evidenti di decomposizione avanzata, nonostante fossero passati 22 giorni dalla sua morte. Gli esperti hanno escluso l'ipotesi del congelamento, spiegando che la bassa temperatura ambientale, massima di 1,6 gradi Celsius nel periodo tra il 14 dicembre 2021 e il 5 gennaio 2022, avrebbe rallentato naturalmente il processo di decomposizione. Ciò significa che Liliana non è mai stata spostata altrove, ma è rimasta nel luogo del ritrovamento fin dal giorno della sua morte. Verso la risoluzione del caso, con la nuova perizia di 240 pagine, la Procura di Trieste ha ufficialmente smentito la tesi del suicidio, portando le indagini in una direzione completamente diversa. Ora la priorità è identificare l'assassino attraverso le analisi genetiche sui 15 campioni piliferi repertati. Se uno di questi dovesse rivelare la presenza di un DNA estraneo alla vittima, le indagini potrebbero finalmente trovare la chiave di volta. In tal caso, il cerchio si stringerebbe attorno a chi ha avuto contatti con Liliana nelle ore cruciali prima della sua morte. Nel frattempo, i protagonisti del giallo continuano ad accusarsi a vicenda. Il marito Sebastiano Visintin punta il dito contro Claudio Sterpin, mentre quest'ultimo ribadisce la sua convinzione che dietro l'omicidio ci sia proprio il marito della vittima. L'unica certezza, per ora, è che Liliana Resinovic è stata uccisa da una mano esterna e che il suo assassino potrebbe essere finalmente identificato. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.